Real Estate, Paolo Pantarosa. Questa discosta Real Estate, discosta anche Ruba Bibi, la macchina stacca, Revenge Bar subito in vantaggio, mentre c'è stata la rottura di Romantic Holm, anche quella di Rosa dei Venti. Revenge, molte le rotture comunque in questa fase iniziale. Revenge Bar in vantaggio, Rea Silva di rincalzo, al largo avanza Rapida OP, poi lungo lo steccato Rock Blessed. Termine della prima piegata con Revenge al comando, Rapida che va ad incalzare, in corda segue Rea Silva. Poi ancora allo steccato Rock Blessed, al largo Rhapsody Lux, 5 superstiti in pratica, gli altri hanno tutti sbagliato e inseguono lontanissimi. 47 per i primi 600 metri, Revenge in vantaggio, Rea Silva di rincalzo, Rapida al largo si porta appresso Rhapsody, chiude il drappello Rock Blessed, 800 metri appena abbondante, Revenge al comando quando si va verso il completamento del primo chilometro, 1000 iniziali, che Revenge passa sul piede dell'1,19. Sul cambio di ritmo un po' in difficoltà Rhapsody Lux, rimontata all'interno del Rock Blessed, intanto appostata nella sede di Revenge Bar c'è sempre Rea Silva, al largo si impegna Rapida OP, 400 alla conclusione, la retta dai 600 ai 400 in 15,1 sul mio cronometro, sbaglia Rea Silva, Revenge alla corda, Rapida che attacca, poi Rea Silva che si è ripresa, ingresso alla retta di arrivo, Revenge al comando, Rapida che non si dà per vinta e prova un nuovo assalto, Revenge che si difende, Rapida che insegue, Revenge Bar, Rapida che attacca, Revenge che si difende ancora, Revenge Bar, Rapida prova l'ultimo tentativo, Revenge vince su Rapida, poi Rea Silva su Rock Blessed e Rhapsody Lux. Ancora a segno Enrico Bellei, ancora un bar, ancora la scuderia Stecca e Gennaro Casillo, 2, 6 e 3 decimi sul mio cronometro, quindi la media è intorno all'1,18 e mezzo, forse 1 2 decimi in più, Revenge Bar e Enrico Bellei. La quota al totalizzatore è di 1,58.